È un attimo, nel cantiere la fresa che si sta mangiando l'asfalto tocca qualcosa che non doveva toccare. Si spande l'odore del gas fra le auto e i bus pieni di studenti che stanno tornando a casa. Poi è il caos, che in una manciata di minuti paralizza il centro di Bassano del Grappa, stringendolo in una morsa di sirene e clacson, pattuglie e gente arrabbiata perché non riesce a rincasare dopo una mattinata di lavoro. La città è piombata nella confusione alle 12 in punto, quando un cantiere che stava posando la fibra in viale 11 febbraio ha tranciato le tubature del gas, causando una fuga che ha comportato la chiusura della strada. L'arteria è stata bloccata a 2 passi dal Brocchi, all'altezza del Graziani, di condomini, case e negozi, nell'ora di punta più complessa di tutta la giornata. A molti è tornato in mente quanto è accaduto a Gaglio solo poche settimane fa, quando la rottura dei tubi del gas ha fatto esplodere una casa uccidendo Luigi Rossato, medico in pensione che si trovava nella sua abitazione. Secondo alcune fonti il gas si sarebbe diffuso nel sottosuolo di viale 11 febbraio, creando i presupposti per una situazione infinitamente più pericolosa, proprio per la presenza di scuole, traffico e condomini. Sul posto sono accorsi i tecnici dell'Italgas che assieme al personale dell'azienda che stava effettuando la posa della fibra hanno lavorato lungamente per risolvere il problema. Nell'area transennata sono giunti anche i vigili del fuoco del distaccamento cittadino che hanno seguito le operazioni di messa in sicurezza. Nel frattempo il traffico è andato in tilt, coinvolgendo in un lungo serpentone di bus e automobili anche Viale De Gasperi e le traiettorie a nord del tratto interessato. I blocchi sono stati gestiti dalla polizia locale che ha avuto il suo bel da fare a deviare il flusso di veicoli e a impedire a pedoni e ciclisti di avvicinarsi alla zona rossa. L'emergenza è rientrata solo nel pomeriggio, ma la vicenda ha riportato l'attenzione sui lavori pubblici in subappalto e sui rischi che si corrono ogni giorno nei cantieri in città. Il sindaco Nicola Finco ha definito quanto è accaduto vicino al Brocchi inaccettabile, auspicando che si accertino le responsabilità di chi ha messo a rischio l'incolumità dei cittadini.